Benvenute e benvenuti a Informalmente, il nuovo podcast dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto per parlare di soluzioni psicologiche ai problemi quotidiani che possiamo avere nel rapporto con noi stessi e con gli altri, di emozioni, di vita di coppia e di relazione. Ne parleremo ogni volta con professionisti esperti, con un linguaggio chiaro e in un clima informale. Siamo Fortunata Pizzoferro, E Luca Pezzullo. presidente e vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. In ogni episodio approfondiamo i momenti delicati delle nostre vite e di come la psicologia può aiutarci a superare piccole e grandi difficoltà, personali e familiari. Questo spazio è dedicato a te per imparare a navigare le sfide della quotidianità. Iniziamo questo percorso di scoperta e condivisione con la puntata di oggi. Buongiorno a tutte e tutti, siamo qui per una nuova puntata di Informalmente, il podcast dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, destinato a una divulgazione chiara e accessibile sui principali temi della psicologia e delle situazioni di interesse psicologico con le quali possiamo trovarci ad avere a che fare nel corso del nostro ciclo di vita. Nella puntata di oggi abbiamo l'onore di avere con noi un ospite speciale, il professor Cesare Cornoldi, dell'Università degli Studi di Padova. È uno dei massimi esperti nazionali di difficoltà dell'apprendimento. Potremmo anzi dire che questo settore è cresciuto, è stato costruito anche grazie ai contributi scientifici pluridecennali del professore Cornoldi. Il professor Cornoldi nella sua ampia e lunga attività di ricerca e di ricerca applicata, ha elaborato e sviluppato molti dei concetti che quotidianamente nella pratica clinica tutti gli psicologi e le psicologhe italiane vanno a implementare nel loro lavoro con le difficoltà di apprendimento. E quindi in primo luogo grazie Cesare Cornoldi per essere qui con noi oggi. Piacere per me e buongiorno a tutti. Allora, noi vorremmo sfruttare questa occasione un po' speciale di averti come ospite con noi, per chiederti intanto che cosa sono le difficoltà di apprendimento. Molte famiglie, molti genitori a un certo punto si rendono conto, intuiscono che il proprio figlio o la propria figlia sembra avere qualche difficoltà in più del solito, o si trovano a ricevere delle comunicazioni da parte della scuola che gli segnalano che c'è qualche difficoltà, qualche problema nel percorso di apprendimento. E questo a volte li manda un po' in confusione, a volte attiva una serie di stereotipi, di pregiudizi, di aspettative. C'è molta confusione su questi aspetti. Poi è un settore pieno di sigle strane per un genitore. Ci sono i BES, i DSA, i PDP, i PEI, e questo magari è un po' confusivo per qualcuno che non è addetto ai lavori. Allora, appunto, vorremmo chiederti di aiutarci a fare un po' di ordine in questo mare mani. Intanto, che cos'è una difficoltà di apprendimento? Ecco, allora bisogna stare attenti con questi termini, perché difficoltà di apprendimento può significare semplicemente che un bambino incontra difficoltà a scuola, difficoltà legate all'acquisizione dei contenuti che la scuola propone. Però spesso col termine difficoltà di apprendimento si pensa invece al caso più specifico rappresentato da disturbo d'apprendimento di lettura, scrittura o calcolo, che generalmente viene però chiamato disturbo specifico di apprendimento e abbreviato con questa sigla abbastanza popolare che tu citavi di DSA. Quindi c'è una distinzione fra queste due cose. Ecco, quindi se un genitore si sente dire a suo figlio difficoltà di apprendimento, prescinde dal fatto che il genitore sicuramente si è accorto se c'è qualche difficoltà, può non volere dire niente, come voler dire guardi che potrebbe invece avere un disturbo specifico. Ecco, quindi c'è immediatamente da fare questa distinzione. Un altro termine che circola molto, e di nuovo sotto forma di sigla, è BES. Il termine BES non si riferisce a una caratteristica del bambino, ma al fatto che il bambino ha un bisogno educativo speciale. Ma pensate che può avere un bisogno educativo speciale un bambino
perfetto, diciamo così, che non ha nessun problema, ma se è straniero e arriva, straniero magari è figlio del re d'Inghilterra, ma arriva in Italia e non sa una parola di italiano, è chiaro che almeno temporaneamente ha, e non è, ha un bisogno educativo speciale, cioè ha bisogno che qualcuno gli stia vicino per poter essere aiutato a stare al passo con i compagni. Quindi farei questa distinzione. Ecco, ricordo comunque che vengono fatti rientrare nella categoria dei BES anche molti bambini che hanno difficoltà di apprendimento e ugualmente non ce la fanno da soli. Ma però il termine BES è molto generico. Grazie mille. Quindi abbiamo un tema che potremmo definire quello delle difficoltà in generale, poi un tema che possiamo definire legato ai bisogni educativi speciali, che sono legati anche a dei fattori contestuali, situazionali che il bambino si può trovare, o il bambino e la famiglia si possono trovare ad attraversare per determinate contingenze, e poi i DSA, i disturbi specifici di apprendimento, che sono invece qualcosa di più specifico, riconoscibile e di cui viene impostata magari una gestione particolare. Quali sono i principali DSA che vengono valutati e gestiti? Ecco, appunto, i DSA, disturbi specifici, non includono tutte le condizioni di difficoltà d'apprendimento legate a fattori, diciamo così, non contingenti, perché c'è l'autismo, c'è il ritardo mentale, c'è disturbi dell'attenzione e iperattività, disturbo del linguaggio e così via. Ci sono tanti disturbi. Quindi è una delle manifestazioni di una difficoltà di apprendimento legata a fattori di carattere neurologico, no, legati proprio alle caratteristiche dell'individuo. Ecco, e si parla di DSA quando il bambino manifesta difficoltà non tanto in aree specifiche o in fasi successive dell'apprendimento, ma proprio nell'acquisizione delle abilità basilari, lettura, scrittura e matematica. Ecco, ci sono poi orientamenti un po' diversi in Italia e in altri paesi del mondo. Adesso questo è un po' tecnico, ma quello che posso ricordare è che c'è una legge italiana a favore dei bambini con disturbi specifici dell'apprendimento che mette l'accento soprattutto su queste tipologie di problematiche. Non imparare a leggere, cioè fare fatica a imparare a leggere, fare fatica a imparare a scrivere, fare fatica a imparare a usare i numeri e a fare i calcoli. Il focus è soprattutto su questi aspetti qui. I termini che vengono usati spesso sono dislessia, disortografia, che però è un po' meno comune, o disgrafia, più comune, e discalculia. E quindi sono questi eventualmente i sottotipi più frequenti, che sono proprio anche siglati dal servizio che fa la diagnosi di DSA. Quali potrebbero essere le caratteristiche particolari? Perché a volte si sentono dei genitori che dicono il mio figlio non sa leggere, non sa scrivere, è una questione di volontà, è una questione di impegno, non ha voglia. Però quando si parla di DSA, appunto, si fa riferimento a qualcosa di diverso che è alla, tra virgolette, mancanza di volontà o alla mancanza di impegno. Quindi possiamo da questo punto di vista evidenziare che un DSA non è legato a una differente, diciamo così, modalità di impegno o di intelligenza, è qualcosa di diverso. Sì, appunto, bisogna chiarire che da un lato c'è anche relativamente a questi aspetti lettura, scrittura e calcolo una difficoltà che può essere dovuta a tanti fattori. Dall'altro c'è quel caso particolare di difficoltà che è proprio associato alla condizione di dislessia. Infatti io faccio spesso questi esempi per far capire non solo alle famiglie, ma anche alla scuola, che una cosa è che si manifesti una difficoltà, una cosa è capirne la natura della difficoltà, che richiede una diagnosi psicologica. Pensiamo al caso più clamoroso e sorprendente, visto che tu citavi l'elemento motivazionale particolarmente evidente, il problema di apprendimento della matematica. Mio figlio ha un problema di apprendimento a matematica. E allora gli dico subito: "Ma è un discalculico". No, quella è una delle tante possibili cause del problema matematica, ma un altro potrebbe essere motivazionale.
un altro potrebbe essere ansia, un altro una non buona istruzione, che magari ha prodotto anche gli altri elementi. Un altro potrebbe essere una condizione intellettiva generale che non consente certi tipi di acquisizioni. Un altro potrebbe essere un disturbo di attenzione, per cui il bambino potenzialmente in matematica è competente, ma non sta mai attento alle spiegazioni. Un altro ancora potrebbe essere un disturbo visospaziale, per cui il bambino ogni volta che bisogna un po' organizzarsi spazialmente non riesce a usare i concetti matematici. Quindi ci sono tante condizioni diverse che possono produrre la difficoltà. Dobbiamo riuscire, attraverso ovviamente una valutazione diagnostica, a capire nel caso particolare di nostro figlio quale di queste condizioni sta producendo il problema, perché non è una questione di sottigliezza diagnostica, è che a seconda del profilo del bambino le cose da fare sono completamente diverse. Io mi sono preso delle arrabbiature pazzesche con insegnanti, ma anche, diciamo così, con diagnosi un pochino buttate là, che hanno detto: "Il bambino è discalculico". E siccome col bambino discalculico ci sono tutta una serie di iniziative, si è distrutto il bambino che era semplicemente attanagliato dall'ansia per la matematica. Capite che con una bambino che ha un'ansia terribile per la matematica non sto là a accanirmi per aiutarlo, per fargli toccare con mano ad ogni momento che lui ha bisogno di aiuto, di attività di recupero perché lui non è bravo in matematica, perché allora proprio stabilisce che lui non è bravo in matematica. Mentre invece se il bambino era veramente discalculico, e eravamo riusciti a motivarlo, allora sì che queste iniziative erano utili. Quindi l'importanza di distinguere tra difficoltà, che può essere anche prodotta da fattori motivazionali come dicevi tu, e invece profilo specifico che ci aiuta a capire che cosa è utile per quel bambino. Beh, credo che sia stato ben descritto come appunto un'accurata diagnosi psicologica, un'accurata valutazione psicologica può avere quindi un effetto molto importante anche nella valutazione di tutto quello che viene a valle, quindi di tutte le azioni e gli interventi su un versante psicologico, ma su un versante anche educativo, possono essere messi in atto. E se un genitore si rende conto che magari, o appunto la scuola segnala che ci possono essere delle difficoltà non ancora ben inquadrate, quali possono essere gli step successivi? Cosa dovrebbe o potrebbe fare un genitore a quel punto? Appunto allora un po' riprendo in mano quanto dicevo. Sapere bene quali sono le caratteristiche del bambino è sicuramente utile. Tra l'altro sarebbe utile per tutti i nostri figli, così più o meno abbiamo un po' una descrizione, una fotografia di quello che possono fare. Pensate che queste valutazioni non servono solo per capire qual è il problema, ma servono anche per capire quali sono le maggiori potenzialità, dove potrebbe trovarsi meglio, quale percorso scolastico gli potrebbe essere, più confacente. Quindi insomma una esigenza che potrebbe avere un carattere generale. Una volta si faceva un po' di orientamento dentro le scuole, ma non è così mirato e così specifico riconoscere le caratteristiche di questi bambini. Ma difatti adesso gli insegnanti talvolta lo suggeriscono alle mamme. Dico le mamme perché sono soprattutto loro che hanno un rapporto con la scuola, ma insomma i genitori e i familiari. Ecco, perché non fa valutare il bambino. Quindi il suggerimento è quello sicuramente di far valutare appena si denota una difficoltà, insomma, che sembra significativa, di andare a fare una valutazione approfondita per capire tempestivamente quello che potrebbe essere appunto la linea, diciamo così, di intervento per muoversi sulla tematica. L'importante sarebbe rivolgersi a un servizio che è attrezzato anche a dare delle indicazioni, perché se il servizio, purtroppo soprattutto il pubblico qualche volta fa così, si limita a dire: "Questo bambino è così, punto", dopo il genitore è spiazzato. Se invece il servizio dice: "No, visto che è così, si possono fare queste cose". Ecco, faccio presente che poi queste cose non sono necessariamente quelle di dire: "Beh, allora, gli faccio la riabilitazione, gli faccio fare attività", può essere solo avere delle dritte, degli orientamenti su cosa è meglio per quel bambino. Quindi l'importante è che la valutazione diagnostica includa anche suggerimenti, piste
per capire cosa poi è più utile per il bambino. Assolutamente, diciamo la diagnosi vista non come un'etichetta, ma come una mappa dei movimenti possibili, delle linee di sviluppo e movimento possibile. Questa è una visione della diagnosi psicologica assolutamente fondamentale, questo è un punto centrale. E da questo punto di vista il percorso diagnostico che viene svolto può avere anche delle implicazioni utili all'interno del contesto scolastico, ovvero c'è una legge come la legge 170 del 2010 che va a fare una serie di previsioni e prevedere una serie di misure rispetto appunto alle valutazioni di DSA o agli esiti delle valutazioni di DSA nelle scuole. Una certificazione di questo tipo che cosa potrebbe produrre in senso utile, in senso pratico all'interno del contesto scolastico per un bambino o un ragazzino diagnosticato? Beh, la legge 170 dice che se il bambino ha una diagnosi di DSA ha diritto a una serie di tutele. Ecco, citare un'altra sigla, PDP, PDP significa piano didattico personalizzato. E quindi bisogna che sia previste delle cose che sono fondamentalmente, almeno nello spirito della legge, mirate non tanto a aiutare il bambino, quanto a garantire che lui non sia penalizzato dal fatto che, per esempio, ha difficoltà, è lento nel leggere, ma se lui è capace di fare le stesse cose degli altri, ha semplicemente bisogno di un attimo di più per leggere, diamogli la possibilità di leggere. Questo è lo spirito, poi qualche volta questo spirito è un po' stato frainteso. Quindi mi pare che sia un ottimo punto fermo, anche perché la scuola non può tirarsi indietro, no? Ecco, io raccomando sempre ai genitori di non essere incalzanti con la scuola, perché gli insegnanti vogliono anche loro il bene dei bambini. Ecco, quindi non è che se fanno qualche cosa che il genitore non condivide, lo fanno in opposizione. Lo fanno perché in base alla loro esperienza e al contesto scolastico viene opportuno questo. E difatti vedo che noi psicologi aiutiamo i genitori e gli insegnanti anche a trovare un terreno comune. È molto importante il ruolo di mediazione che esercita lo psicologo, perché essendo uno che ovviamente è nel suo terreno, conosce bene come vanno le cose, può aiutare tanto un insegnante rigido quanto un genitore altrettanto rigido a capire che cosa effettivamente è il meglio per il bambino, perché poi l'obiettivo, no, è quello del bambino. È per quello che dicevo che il compito è dello psicologo, che può aiutare le famiglie, e anche in realtà le scuole, non è necessariamente quello di fare la cosiddetta riabilitazione, cioè di fare attività di recupero al bambino, ma anche quello un po' di gestire la situazione. Bisogna un po' prepararsi al fatto che nell'ombra, ma deve continuare a essere presente una figura di riferimento, soprattutto per la famiglia, perché poi il bambino cambierà ordine scolastico, perché queste condizioni hanno una base, diciamo così, biologica, e quindi non è che scompaiono col tempo. Sono problemi che si attenuano e soprattutto che il bambino impara a gestire, ma si mantengono un po' per tutti gli anni della carriera scolastica, e quindi se c'è un consigliere alle spalle che conosce il bambino ed è capace di magari di fare una piccola chiacchierata con la scuola, ci sta bene, insomma, si evitano soprattutto i momenti di crisi. Notoriamente no, momenti di crisi grossi sono i passaggi da un ordine scolastico all'altro, ecco lì la famiglia deve essere attenta e appunto preparare questo passaggio prima che il bambino riceva una mazzata che poi magari per parecchi mesi, no, si riflette nel suo rapporto con la scuola. Quello che mi pare emergere è proprio l'idea che la gestione di DSA sia uno sport di squadra, potremmo dire così, in cui c'è una componente appunto che deve essere messa in campo dalla famiglia,
componente dalla scuola, una componente dalle consulenze psicologiche specifiche sul tema, e che tutte insieme possono andare a costruire questa rete di interventi e relazioni intorno alla situazione che aiuti a gestirla e che aiuti a capire e aiutare il bambino a gestire questa situazione che un po' lo accompagna nel corso del tempo, ma che si può imparare a gestire e a limitare, diciamo, nei suoi impatti disfunzionali. Tra questi ci sono anche degli impatti a volte emotivi, nel senso che focalizzarsi solo sulla dimensione, diciamo, puramente di performance, di apprendimento, potrebbe mandare in secondo piano quelle che sono le implicazioni magari emotive, identitarie, psicologiche, appunto, che accompagnano il percorso dei DSA. Il mancato riconoscimento, le colpevolizzazioni, le stigmatizzazioni, gli etichettamenti sono tutti aspetti che attivano sfere emotive a volte un po' negative intorno a questo aspetto, a questa dinamica. Chiedo appunto il ruolo dello psicologo che si occupa di DSA anche rispetto a questa sfera emotiva di colpevolizzazioni, autocolpevolizzazioni, eccetera, quindi diventa importante, diventa rilevante. Beh, intanto va fatto una premessa. La vecchia concezione per cui esistevano disturbi molto distinguibili, disturbo di attenzione, disturbo dell'autismo, disturbo d'apprendimento, eccetera, oggi sta un po' andando in crisi. Usando un termine fastidiosissimo che però va di moda, di comorbidità, cioè di compresenza di varie problematiche. È una banalità in realtà, perché ognuno di noi esseri umani c'ha attenzione, c'ha relazionalità, c'ha apprendimento, quindi questi elementi sono intrecciati fra di loro. Ecco, allora in alcuni bambini questi elementi sono fortemente intrecciati. Allora, per esempio, è più facile che ci siano dei risvolti emotivi e motivazionali. In altri invece sono poco intrecciati, no? Lo si vede nella valutazione diagnostica. Quindi la presenza di una componente motivazionale primaria e soprattutto per alcuni profili cosiddetti misti o cosiddetti comorbidi. Ecco, mentre nei casi più specifici è prevalentemente secondaria, per quella che è la mia esperienza. Cioè è chiaro che un bambino che sperimenta di successo scolastico o che si vede preso in giro, esce, in questo bambino esce un aspetto emotivo, motivazionale, ma fortunatamente è secondario, quindi basta sapere gestire bene la situazione e questo aspetto scompare. C'è una grossa discussione, è proprio uscito l'altro ieri su dislexia, un nostro lavoro che ha affrontato il tema, una grossa discussione sugli effetti della diagnosi. Ecco, perché qualcuno dice: "Ma lasciamo vivere 'sti bambini, non sanno leggere, li aiutiamo implicitamente e poi insomma piano piano impareranno a leggere come gli altri, poi se non riescono quasi tutti ne abbiamo in università tantissimi, a gestirsi". E altri dicono: "No, è meglio fargli la diagnosi". Primo perché se no non possiamo applicare la legge, come possiamo obbligare gli insegnanti a fare certe cose solo sulla base così di una vaghezza di indicazione. Ma secondo anche perché per il bambino è una chiarificazione, e cioè una spiegazione, dice: "Adesso mi so spiegare perché mi stanco dopo 20 minuti che leggo, mi so spiegare perché mi sembra di non capire", e così via. Non esiste una, diciamo così, risposta univoca su questo quesito, però l'impressione che ricavo dalla mia esperienza, il fatto di sapere che sono dislessico mi aiuta, perché finalmente ci capisco meglio. Adesso va di moda anche dislessia perché personaggi famosi ce l'hanno. Si potrebbe dire: "C'ho una difficoltà specifica nella lettura", senza usare queste etichette così forti. Ecco, ma il fatto di saperlo, aiuta il bambino a capirsi meglio. Addirittura adesso si è girata la cosa che c'è addirittura l'orgoglio, il Dyslexia Pride, e l'orgoglio di avere la dislessia, che è di nuovo deleterio perché forza le cose, no, ecco, induce a insistere sulla propria condizione, a chiedere tutele ingiustificate e così via. Però il fatto di avere una spiegazione alla difficoltà m'aiuta, e io sono del parere che anche appunto se viene esplicitato ai compagni,
e cosa va bene, perché allora anche i compagni capiscono perché Roberto talvolta sembra che sia indietro, perché l'insegnante ha un occhio di riguardo per Roberto e così via. Ci sono anche proprio film dedicati all'argomento che possono un po' anche empatizzare con la condizione di dislessia. Alcuni genitori sono riluttanti a dire al bambino ma tu hai una dislessia e soprattutto farlo sapere alla scuola, con la conseguenza che quasi sicuramente lo sapranno anche i compagni. Bisogna anche accogliere le sensibilità dei genitori, dico sempre. Voi formate gli insegnanti comunque che c'è, se volete che c'è questo, ma non chiedete un'esplicitazione, un'applicazione rigida della legge. Mettete la vostra bella diagnosi nel cassetto, se nel corso dell'anno vedete che però il bambino ha incertezza, disagio, è stanco, ha mal di testa, come sono queste poi le sintomatologie associate. Il bambino magari si sforza, ma si stanca perché uno che non ha una, adesso pensiamo al caso della lettura, ma anche della scrittura e matematica, non ha una facilità e un'abilità che è semplicissima, dopo si affatica perché deve continuamente sforzarsi. Ecco, in quei casi là perché farlo soffrire, no? In realtà con semplici indicazioni si può un po' attenuare questo problema. Questo è un aspetto che ci riporta anche appunto all'attenzione a tutte le dinamiche psicologiche del singolo caso, delle singole modalità appunto con cui la famiglia, la scuola possono interagire per il bene del singolo bambino nella situazione specifica. Si è accennato in questo anche a quelle che possono quindi essere delle misure che aiutano il bambino che ha appunto un DSA, può essere appunto della lettoscrittura, del calcolo, eccetera, nello svolgimento delle attività di apprendimento, delle attività scolastiche o degli esami, come misure compensative, misure dispensative. E cosa si intende esattamente con questi due termini che si sentono spesso? Questi sono termini curiosi che però ormai sono entrati quasi nel linguaggio di tutti, no? Che spesso sono appunto menzionate nella diagnosi e nel famoso piano didattico personalizzato. La misura dispensativa è che il bambino viene esentato da certe attività. Misure compensative invece sono misure, provvedimenti, iniziative dell'insegnante che aiutano il bambino a fare le stesse cose dei compagni, ma però con una modalità un pochino diversa. Un esempio di misura dispensativa, che però ormai siamo tutti d'accordo di non utilizzare, è quella di esentare dallo studio della lingua straniera, ma è prevista come possibilità, ma poi con una serie di fregature che sconsiglio proprio a tutti gli insegnanti, molto meglio aggirare il problema con le misure compensative. Un'altra misura dispensativa è quella di non chiedere al bambino di leggere ad alta voce in classe, che anche quella qualche volta addirittura un boomerang, quindi c'è da vedere, no? Parlare proprio col bambino e vedere se effettivamente poi è la cosa migliore o non conferma in lui l'idea che lui è inadeguato. Ecco, infatti alcuni bambini anzi vorrebbero leggere di più in classe. Insomma, c'è da vedere, da studiare caso per caso cosa è meglio per lui. Invece misure compensative sono quelle in cui il bambino è tenuto a acquisire e seguire un programma pari a quello dei compagni, però con delle facilitazioni, diciamo facilitazioni nel senso di modalità differenti per raggiungere gli stessi obiettivi. Tipicamente, e soprattutto per esempio a livello di prove di verifica, le misure compensative fondamentali sono quelle di dare un pochino più di tempo per la lettura del materiale, ma le domande sono le stesse, oppure modalità che io suggerisco di più, quella di ridurre il numero di domande, ma non di togliere le 2 più difficili, semplicemente togliere le 2 di difficoltà pari alle altre, in modo che lui, se sa rispondere a 8 domande bene, se erano 10 avrebbe pure 8 su 8 vuol dire che lui ha una competenza al 100%, quindi se erano 10 avrebbe pure fatto 100%, avendo però la capacità e il tempo per farlo. Ecco, queste sono misure compensative. Poi ci sono altre misure che però un po' più difficili da applicare, per esempio c'è una sintesi vocale, chiamata sintesi vocale, è una modalità per cui è il computer che legge per il bambino, per esempio, questo per esempio a casa può essere applicato.
Anche questa ha delle controindicazioni, ma in alcuni casi si è rivelata utile. Più difficile però che nell'attività scolastica si possa applicare, ma per esempio l'uso del computer per la scrittura, piuttosto che la richiesta di scrivere a mano, è una misura compensativa ragionevole, addirittura consigliabile, visto che ormai i bambini di domani scriveranno sempre più al computer. Quindi insomma ci sono misure che fanno sì che il bambino debba avere l'acquisizione dei dati bambini e debba raggiungere gli stessi apprendimenti, ma in una modalità che per lui è più consona. Quindi abbiamo un insieme di elementi di intervento, una valutazione il più precoce possibile che permetta di inquadrare correttamente il tipo di difficoltà, senza appunto scivolare in errori fuorvianti rispetto appunto a quella che è la genesi o la particolarità della specifica funzionale delle difficoltà che il bambino riscontra. Lo sviluppare un gioco di squadra appunto intorno a questa difficoltà, lo sviluppare strategie che aiutino a gestire appunto l'impatto funzionale di queste difficoltà o di questi disturbi specifici, e poi l'applicazione di una serie di misure che possono appunto in questo andare a aiutare, compensando o dispensando in alcuni casi specifici, a una serie di attività. Mi viene da fare una domanda, perché questa è una domanda che vedo che gira spesso anche sui forum, sui social, nei gruppi di genitori, eccetera. È cambiata diciamo così, l'epidemiologia, per usare una parola difficile, insomma, la diffusione, la distribuzione, la tipologia dei DSA in questi ultimi anni rispetto magari a 20-30 anni fa? Ogni tanto si leggono questi articoli di giornale, questi titoli, l'epidemia dei DSA, l'epidemia delle diagnosi, e dei genitori che chiedono sono aumentati, non sono aumentati, e li diagnostichiamo diversamente e meglio, ma c'erano già prima. Qual è il quadro da un osservatorio autorevole come quello appunto rappresentato anche da associazioni come i RIPER, di questo storico presidente fondatore e che ha un osservatorio nazionale, diciamo, su queste tematiche? In ambito psicologico l'epidemiologia, cioè la valutazione dell'incidenza dei problemi, un pochino una fuffa si direbbe, cioè una cosa del tutto estemporanea, perché in ambito psicologico, ma vedo spesso anche in ambito medico, sanitario, la definizione della incidenza di un problema è determinata dai criteri che si usano per l'incidenza. Faccio un esempio che spero riescano a capire che le persone che mi ascoltano, che riguarda un lavoro che è uscito in ambito medico, che diceva che il 30% dei bambini italiani ha problemi del sonno. E poi si è visto che si definivano i problemi del sonno in base a un criterio che era appunto fissato al 30%, quindi è chiaro che i bambini poi sono al 30%, no? Quindi è tutto relativo, perché ci sono quelli che hanno problemi del sonno forte, quelli un po' meno forti, quelli che fanno un po' fatica ad addormentarsi, quelli che magari hanno un risveglio durante la notte, quindi è tutto un po' relativo. E il discorso è un po' lo stesso anche per i disturbi del neurosviluppo, perché ormai l'orientamento prevalente è quello di dire che no, è vero che da un lato c'è chi ha il disturbo e dall'altro ci sono tutti gli altri che non c'hanno il disturbo. Queste problematiche si possono presentare con gravità maggiore o minore. Tant'è vero che poi i criteri per fare la diagnosi sono statistici, quindi sono basati su delle percentili, delle deviazioni dalla norma, quindi sono quelli che in qualche modo vengano, o almeno dopo ci sono dei correttivi, ma sono largamente influenzati da questi criteri a monte. Pur con tutte queste premesse, chiedo scusa un po' per la rigidità con cui le ho fatte, ma di fatto non si vedono grandi cambiamenti nell'incidenza di disturbi d'apprendimento, soprattutto nella regione Veneto. È vero che in certe regioni d'Italia vengono fatte molte diagnosi, ma soprattutto in alcune regioni d'Italia ne vengono fatte pochissime, ma nel Veneto la cosa vale meno,
anche se ho proprio anch'io pubblicato dei dati relativi a varie province del Veneto, e se si va a vedere si vede che ci sono province che hanno un pochino più di diagnosi, alcune province che hanno un pochino meno di diagnosi. Per esempio Padova non ha un numero elevato di diagnosi per quello che mi risulta, mentre Vicenza ce ne hanno una percentuale maggiore. Ma lì, per quella che è l'impressione mia, ma penso anche di molti altri, non è che ci sia dovuto al fatto che ci sono più o meno bambini con DSA, è solo al fatto che la diagnosi è data con un po' più di facilità, o invece con un po' più di attenzione, o anche magari con un po' più di rigidità. Ecco, quindi l'incidenza resta un pochino quella, con i criteri che però appunto sono in parte arbitrarie, cioè quella del 4%. Invece quello che è accaduto è che altre categorie diagnostiche hanno avuto cambiamenti spaventosi. Ecco, vedevo proprio i dati veneti per l'autismo quadruplicato nel corso di non molti anni, con il ritardo mentale lieve, disabilità intellettiva lievemente diminuita nel corso degli ultimi anni. E resta ancora l'incognita del disturbo di attenzione e iperattività, che si espone ulteriormente alla discrezionalità del diagnosta, anche perché non è che ci sia una legge vera e propria che tutela questo tipo di disturbo. Ma nei disturbi specifici d'apprendimento il cambiamento nel corso degli anni, certo, prima dell'uscita della legge aveva meno senso avere una diagnosi, proprio perché non c'eran tutele, quindi circolava meno, ma dal 2010 a oggi non ci sono stati quei grandi cambiamenti. E ci sono delle differenze nelle, diciamo, epidemiologia di DSA tra bambini e bambine? Ci sono stati dei trend particolari che sono stati osservati tra la dislessia e la discalculia o simili? Ci sono delle macro differenze nella loro distribuzione? Ma adesso c'è tutta la discussione se il cervello maschile è diverso dal cervello femminile. Il cervello è una parte del corpo, quindi non c'è da sorprendersi che qualche piccola differenza ci sia anche a livello del cervello. Sono però differenze molto piccole. Ecco, quello che si vede è che ci sono piccole sfumature di differenza. La più clamorosa riguarda il disturbo di attenzione e iperattività, dove è molto più facile che il problema si presenti nei maschietti che nelle femminucce. Siccome il disturbo per attività ha delle conseguenze sull'apprendimento, può anche verificarsi che, essendo più frequente il problema di attenzione nei maschietti, quindi compaia un pochino di più anche il problema di apprendimento dei maschietti. Poi ci sono problemi legati alle abilità visospaziali, problemi legati alle abilità del linguaggio. Ecco, quindi per varie ragioni piccole sfumature di differenza si possono trovare. Però se si va a vedere nello specifico lettura, scrittura e calcolo, nel caso del problema vero e proprio. Io avrei un'ultima curiosità, ringraziando appunto per tutte queste informazioni, tutte queste chiarificazioni viste insieme. Anche qui sui social, sui gruppi di genitori, così, sui giornali, ogni tanto escono notizie più o meno allarmistiche su come gli smartphone, l'uso dei social, la dipendenza dagli schermi, eccetera, può esacerbare o a volte aumentare, creare, eccetera, difficoltà di apprendimento. Quanto c'è di vero, quanto c'è di luogo comune, come viene visto questo tema dalla prospettiva degli esperti di apprendimento? Ma in questo campo non c'è unità di pensiero, perché ci sono posizioni apocalittiche e invece posizioni molto più possibiliste. Uno che è un po' idealista, ma magari sbaglia, non è mai favorevole alle campagne radicali e vorrebbe invece favorire un'educazione, un atteggiamento più responsabile, no? Quindi piuttosto che dire no al telefonino, no al telefonino a scuola, t'aiuto a usarlo meglio e t'aiuto ad autoregolarti. È anche una bella sfida, no? Ecco, se poi è il bambino che decide di usarlo un pochino meno. Quindi io sarei più per questa linea di pensiero, anche perché l'autoregolazione poi serve non solo con smartphone, ma anche con tantissime altre attività. Ecco,
Quello però, ahimè, che constato, quindi qui divento apocalittico anch'io, è la conseguenza sulla lettura. Ecco, lo vedo anche sui miei nipotini. Leggono meno di quello che leggessimo noi, perché avendo sempre questi, mezzi tecnologici sicuramente più a impatto immediato, gli viene meno da leggere. Ma ho l'impressione che se alla scuola, abituasse di più i bambini a leggere, anziché far sempre tutte 'ste schede noiosissime, dedicarsi alcune ore alla lettura in classe, dopo anche loro ci prendono gusto, si prendono un libro, se lo portano a casa e hanno il gusto di leggere una cosa che più a fondo, li entusiasma, gli fa venire la voglia di sapere come va a finire la storia, eccetera. Quindi anche lì direi: ma prima proviamo una visione più ottimistica e educativa, se proprio non va cerchiamo dei correttivi. Grazie Cesare Cornoldi, ci ha accompagnato in questa panoramica generale di una tematica, insomma, che sta molto a cuore, comprensibilmente ai genitori, al sistema scolastico, su cui quello che è emerso è proprio la necessità di prestare una grande attenzione alle caratteristiche individuali, di orientarsi a giochi di squadra, sport di squadra nella gestione di tutte le situazioni che attraversano trasversalmente la sfera educativa, la sfera familiare, la sfera personale, e della necessità di avere uno sguardo equilibrato su tutte queste implicazioni, insomma, che a volte sui social, sui giornali, nei telegiornali vengono un po' estremizzate o semplificate o stereotipizzate. Quindi uno sguardo complesso su un processo che può incappare di incontrarsi nelle proprie vite familiari, un po' a tutti noi. Cesare Conoldi, grazie davvero. Come ordine delle psicologhe e dei psicologi ti ringraziamo tantissimo, insomma, per la cortesia e l'onore che ci hai fatto essere presente oggi a condividere con tutto il pubblico, con tutti i cittadini e le cittadine, queste tue distillati di esperienze, insomma, pluridecennali in questo ambito. Grazie ancora e spero che ci saranno nuove occasioni, insomma, per interagire in questi termini. Ciao Luca, grazie a te per l'invito. Saluto caldo a tutte le persone che ci ascolteranno. Grazie mille. È tutto per oggi con Informalmente, il momento di pausa che ci dedichiamo per scoprire come la psicologia può aiutare a navigare le sfide della nostra quotidianità e dei momenti importanti delle nostre vite. Siamo Luca Pezzullo, E Fortunata Pizzoferro. presidente e vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Ti invitiamo ad ascoltare anche la prossima puntata, dove continueremo ad esplorare insieme il mondo della psicologia e dei suoi rapporti con la vita quotidiana. Ricorda, prenderti cura di te e delle tue emozioni è il primo passo verso il benessere. A presto!